Favara, in via Compagna, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell'asilo nido comunale, il Nido dei Piccoli. Ascoltiamo la sindaca Anna Alba e la vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Rossella Carlino. Diamo il via a un importante servizio che è quello dell'assistenza alle fasce che vanno da 0 a 3 anni. Un servizio, e noi dobbiamo ringraziare anche l'amministrazione passata per aver avuto l'intuizione, grazie al distretto sociosanitario, di attivare un progetto, una struttura che è esclusivamente comunale, perché così come hanno disposto con i fondi PAC, poi è stata fatta una gara in affidamento. Noi abbiamo dovuto decidere sulla location e abbiamo voluto puntare alla zona di via Agrigento, proprio perché grazie a tutti i lavori di ristrutturazione che stiamo attivando all'interno di questi istituti abbiamo pensato a creare un piccolo orticello in cui già dalla primissima e tenera età si può crescere e rimanere sempre nello stesso quartiere. Stiamo per consegnare anche le altre strutture scolastiche dove siamo riusciti ad avere dei finanziamenti, quindi una ristrutturazione integrale delle scuole. È stato possibile oggi tagliare questo nastro. Per noi è stata una piccola conquista, perché non dobbiamo dimenticare mai il comune che purtroppo abbiamo ereditato, non dobbiamo dimenticare, è vero che sono passati 2 anni e mezzo, ma non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti. Mancava a Favara una struttura vera e propria che accogliesse il nido, pertanto lo abbiamo avuto grazie ai fondi PAC Infanzia del Ministero, che sono gestiti dal distretto sociosanitario, i quali appunto ci hanno messo a disposizione una cifra per questo servizio. L'unica cosa che dovevamo avere una struttura dove effettuare tale servizio, allora abbiamo chiesto una rimodulazione al Ministero affinché parte della somma potesse essere impiegata appunto per la ristrutturazione dei locali. Abbiamo utilizzato questi locali di via Compagna, che sono locali abbastanza luminosi e accoglienti, e quindi oggi abbiamo dato il via all'anno scolastico per questi bambini che da 0 a 3 anni frequenteranno il nido. La cooperativa che si è aggiudicata la gara al distretto sociosanitario nel 2017 ha avviato quindi i lavori con 8 educatrici e 5 ausiliari.